era un sogno, è diventato realtà. Ho la fortuna che tutti i miei sogni diventano realtà a breve, non so per quale motivo, però mi ritengo davvero fortunata. A distanza di meno di 3 anni rispetto all'acquisto, la data dell'acquisto l'abbiamo restaurato e sento insomma tutti parlare bene, insomma abbiamo fatto un restauro filologico senza sfarzi, senza niente, abbiamo riportato il bello che erano le case Marian di una volta. La fortuna di avere una Proloco così attiva che è riuscita a comprarla, la fortuna di avere la regione che ci ha messo 1,5 milioni di euro, la fortuna dei privati che ci hanno dato 430.000 euro tramite l'Art Bonus e noi come comune abbiamo messo il resto. È solo l'unione di tutti fa la forza e quindi questi sono i risultati. I miei complimenti all'amministrazione comunale e all'architetto Nassuato che è qui con me, perché poi ci vuole anche il coraggio di affrontare un restauro come questo. E benvenga questo, benvenga questa valorizzazione, che è poi la valorizzazione dei nostri borghi, e si dice tanto il nostro territorio deve vivere di turismo. Questo vuol dire preparare la culla per il neonato che arriva. Il nostro neonato più, come si può dire, più atteso è il patrimonio dell'umanità, riconoscere il territorio del Prosecco, le colline del Prosecco come patrimonio dell'UNESCO. Questo ci permetterà di comunicare ancora di più e di rinunciare a capannoni e pensare di investire ancora di più nel territorio. Cison è uno dei più bei borghi d'Italia. Devo riconoscere che il grande ruolo che hanno avuto i volontari, penso alla Proloco di Cison di Valmarino, penso ai moltissimi volontari del Veneto, che è stato quello di aver capito che il vecchio non si getta per il nuovo, ma il vecchio si valorizza. Questa è stata la grande sfida dei nostri volontari e devo dire che l'hanno colta quando magari altri cittadini si giravano da qualche altra parte. Noi abbiamo assistito a generazioni che hanno distrutto i larin nelle case per portarsi la cucina di formica, di nessun valore. Oggi si va a comprare la pietra vecchia per ricostruire la larin. Invece qui c'è, perché la Proloco c'è. Risponde più ancora che la civiltà rurale a una civiltà in cui il mondo contadino e il mondo dei possidenti erano in un dialogo stretto, quindi abbiamo l'edificio principale e poi le 2 barchesse, per così dire, che da funzioni agricole avranno assunto oggi delle funzioni tecniche, pratiche, però il restauro è fatto con molta correttezza. Il fatto che sia restaurata una parte invece che costruita una nuova è il segno della vera innovazione del nostro tempo, che non è nel fare cose nuove ma nel recuperare quelle storiche. Quindi abbiamo un progetto di innovazione che in alcuni luoghi è già percepito come dovrà essere il futuro. Non si può, e lo diceva prima il Presidente Zaia, continuare a costruire capannoni, continuare a mostrare l'aspetto brutto di aree che sono bellissime per la natura, dove ci sono molti rustici, come nel caso di quest'area, che potrebbero essere recuperati, tra l'altro senza consumo del suolo. Quindi mi pare un segnale importante in un paese tra i borghi più belli d'Italia. Già questa è una buona segnalazione, come l'UNESCO vale per le mura veneziane di adesso, e in linea generale un luogo talmente ben tenuto che uno ci viene volentieri, perché in un posto tenuto bene uno ci va, in un altro posto magari bello e abbandonato. Quindi mi ha colpito oggi, dopo 30 anni che non venivo a vedere, pare 27 anni fa mi hanno detto, ero venuto l'ultima volta, poi sono venuto recentemente a Castelbrando. C'è un'amministrazione che tiene pulitissima la città e dal senso dell'ordine e anche del volere accogliere con, come appare in quest'area, una cura del dettaglio, dei particolari, che può essere interpretata da ognuno come una forma di ospitalità. Il fabbricato era in uno stato di abbandono già da molto tempo, solo il piano terra era in realtà utilizzato e parzialmente. I solai dei piani superiori, tutti in legno, causa infiltrazioni, erano assolutamente inagibili e pericolanti. Lo stato complessivo era pessimo e non poteva essere utilizzato o abitato in qualsiasi forma, in qualsiasi maniera. Prima di tutto vengono le bellezze di Cison, perché sono più naturali, sono più vicini al nostro modo di pensare. Roma è stata una bella cosa dei fasti nel passato, oggi purtroppo si fa molto fatica a mantenerla viva, mentre Cison sta crescendo, sta ampliandosi, e quindi anche la ristrutturazione delle case Marian è qualcosa di veramente stupendo e sinergico a quello che stiamo facendo in Castelbrando. Le case Marian restano ad uso della Proloco, il pian terreno, e sopra verrà fatto un ostello che adesso stiamo valutando o se gestirlo noi o darlo fuori in gestione.